prova per cavalli di 5-6 anni non vincitori di 20.000 euro in carriera, una prova in cui i gentleman correranno senza la frusta, 7 dietro le ali dell'Autostart, ovviamente 6 in prima fila e 1 in seconda. Dall'1 al 7 Birbone dei Colli e Matteo Angeloni, Coschivé e Matteo Zaccherini, Big Simou, Patrick Romano, Cosmo Trio, Filippo Monti, Cayman dei Greppi, Massimiliano Michelotto, Bimbo di Mille Zanichelli, in seconda fila Callas Griff, Giovanni Ghirardi. Autostart che inizia a raccogliere i partecipanti, già tutti bene a rete, a parte Birbone dei Colli che cerca di prendere la più lanciata possibile portandosi in scia Callas Griff, che sceglie la schiena del numero 1 per partire. Autostart che accelera, si ritrae Bimbo di Mille. Partiti con Big Simou e Cosmo Trio come prevedibile molto veloci, con Cosmo che insiste all'attacco di Bixi, poi Cayman dei Greppi che si sistema in corda avanti a Birbone dei Colli, quindi Coschivé con Big Simou che difende la corda dall'attacco di Cosmo Trio, sbaglia però Big Simou. E allora Cosmo Trio passa a condurre, numero rimane in 3, seconda Big posizione Simou, Cayman dei Greppi, squalificato. la terza per Birbone dei Colli, mentre in quarta posizione alla corda c'è Callas Griff con accanto il favorito Coschivé che è allo scoperto e ha in scia il solo Bimbo di Mille. 29,4 per i primi 400 metri di corsa, Cosmo Trio che guida con la sua caratteristica andatura caracollante, si mantiene in evidenza. Seconda posizione sempre per Cayman dei Greppi, di fuori c'è Coschivé che avanza allo scoperto, cerca di portarsi accanto a Cosmo Trio. Passaggio davanti alle tribune, Cosmo Trio che guida su Cayman dei Greppi, Coschivé all'esterno, poi Bimbo di Mille, quindi alla corda Birbone dei Colli che precede sempre Callas Griff. 1 minuto per la metà gara. Filippo Monti che preme sull'acceleratore, cerca di far pesare la risalita esterna a Coschivé che ora però si impegna con maggior decisione. Cosmo Trio che prova a difendersi al comando, l'andatura non è certo delle migliori e Coschivé ne approfitta per aggredirlo e tende già a passare a 500 metri dal palo. Passa Coschivé nei confronti di Cosmo Trio che è fermo a palo lontanissimo, si libera Cayman dei Greppi che va direttamente in scia a Coschivé, 14,8 di là, sposta Cayman dei Greppi che va all'attacco di Coschivé, copre interamente a metà della piegata conclusiva. Coschivé prova a vendere cara da pelle ma Cayman dei Greppi è incisiva al suo esterno ed è già passata all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. Cayman dei Greppi in vantaggio, si allunga e viene a vincere in maniera nettissima Cayman dei Greppi e Massimiliano Michelotto che esultano sul palo, mentre sbaglia Birbone dei Colli che lascia il secondo a Coschivé, poi Callas Griff. 31,2 ad arrivare, 1,16 il ragguaglio cronometrico, Cayman dei Greppi per il training di Francesco Zedda, i colori di Francesco Orsini. In salchi c'è Massimiliano Michelotto che la prima soddisfazione della giornata se la toglie vincendo con Cayman dei Greppi, in attesa poi del Gran Premio Continentale in cui avrà in pista il suo Dolce Vichi. Intanto vince in salchi con Cayman dei Greppi.